Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Va ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Grazie Lorenzo. Cominciamo con un potente brano del grandissimo Vasco Rossi, che in questi giorni è più debordante che mai. Avete ascoltato? Accusa il nuovo codice della strada, dice non salva nessuna vita. Grandissimo Vasco, ma io questa posizione però di Vasco non l'ho mica capita e non so voi. Magari lo chiamiamo qui su Radio Libertà, lo intervistiamo, chissà, magari accetta l'invito e ci spiega meglio la sua posizione. Vedremo, vedremo. E allora martedì 17 dicembre, ultima puntata dell'anno di Pop Economia Rumore, vi ho apparecchiato, amiche e amici di Radio Libertà, ascoltatrici e ascoltatori di Pop Economia Rumore, un piatto ricchissimo, quasi come quanto quello del pranzo di Natale, ma attenzione perché a Natale c'è sempre lo spettro dell'inflazione che aleggia, che vuole mordere il nostro pranzo per noi sacrosanto, e quindi noi però continuiamo per la nostra dritta via. E dove potete vederci? In TV se volete, sul 252 del digitale terrestre, ovviamente in voce sulla Radio DAB, Voce Radio di Libertà, e su tutti i social, YouTube, Facebook, insomma, chi più ne ha più ne metta. Dove potete messaggiarci e anche telefonarci, ve lo dice Lorenzo. Allora, se volete chiamare in diretta, il numero è lo 0292947222. Se invece volete mandare un messaggio su WhatsApp, il numero è il 340-670-9659. E allora una grande puntata, ultima puntata con grandi ospiti. A Roma, sapete, è una giornata baciata dal sole, luci di Natale la sera neanche a dirlo sfavillanti, e chissà se in questo momento, mentre vi parlo, perché accade sempre, quasi sempre tutto di martedì, c'è un tavolo cruciale al Mimit. Ve lo ricordate? Lo avevamo annunciato anche martedì scorso. Chissà se questo tavolo, in corso in queste ore, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, porterà un po' di luce all'opaca Stellantis. Ci sono tutti, c'è il Ministro Urso, la Ministra del Lavoro Calderoni, c'è il Ministro Giorgetti, si sta discutendo del futuro degli stabilimenti italiani, e quando parlo di stabilimenti italiani parlo di lavoro, di lavoratori, di operai che stanno rischiando il loro posto di lavoro, di padri di famiglia che rischiano tutti i giorni a causa delle scellerate scelte di Stellantis. Lo dicevo, c'è anche il ministro Giorgetti, mentre John Elkann, sapete che fa? Vola in Francia. Sta in attesa, non so se ci ha parlato già con Macron, questo alla vigilia di questo famoso tavolo. C'è insomma i sindacati, l'azienda, le regioni, c'è il capo delegazione Europa Imparato che dovrà riferire, sta riferendo credo già del piano di azione dal 2025 al 2030, e noi vi avevo promesso grandi ospiti, una splendida, bellissima compagnia di giro. Cominciamo con un grandissimo giornalista economico che torna a trovarci, Nino Sunzeri. Eccoci Nino. Ciao Alessandra, tu sei sempre troppo carina, ti ringrazio della presentazione. Realista. Buonasera a tutti. Buonasera Nino, e poi il prezioso finalmente Buddy Fox, lo conoscete, esperto di borsa e mercati, ha una fantastica rubrica su Libero Panino e Lestino. Ciao Buddy. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E in collegamento da Termoli, zona caldissima, un responsabile sindacale e aziendale dell'UGL, un nuovo nostro amico, Adolfo Zampino. Eccolo qui, benvenuto Adolfo. Salve, buonasera a tutti e grazie per l'invito a nome di tutta la UGL Molise. Grazie a te. Grazie a te, già perché, zona calda, dicevo, perché tra i nodi di questo tavolo c'è proprio la questione di Termoli, della Gigafactory, ne abbiamo parlato molte volte, una Gigafactory che sta lì bella, ferma e pronta, fermissima. Ma notizia ancora più rumorosa, a Termoli c'è uno stop della produzione dal 21 dicembre al 2 gennaio, tradotto, cassa integrazione per 400 operai. È così? Ho detto bene? Adolfo, spiegaci bene questa situazione sinteticamente per farci capire. Allora sì, devo fare una piccola premessa. Lo stabilimento di Termoli ha una peculiarità, nel senso che produce 4 tipi di motori distinti e separati destinati ad aree geografiche diverse fra di loro. Quindi
quindi in pratica il discorso della presenza open in stabilimento è legata alla unità di appartenenza. In questa settimana, per essere sintetici, abbiamo circa 630 dipendenti in CID, dopodiché partirà una fermata coperta da ferie fino al 4 di gennaio, e quindi il rientro ai cancelli dovrebbe essere la riapertura entro il 7 di gennaio. Questa è la situazione attuale. Questa è la situazione attuale. Qual è il clima tra voi? Quali aspettative avete oggi per questo tavolo importantissimo? Se hai notizie dai vertici, ti prego io sto monitorando le agenzie, di darcele in diretta. Pare che ci sia un buon dialogo, pare che ci siano degli spiragli. Ti torna questo? Sì, questo sì, ma noi dobbiamo dire che il governo è stato sempre disponibile, ci ha sempre ascoltati e quindi noi siamo sempre fiduciosi di questi incontri. Ovviamente il clima che possiamo respirare lo potete immaginare, di incertezza, di anche pessimismo sulla realizzazione poi o meno di questa Gigafactory, che doveva partire, come tutti sanno, quest'anno, invece è stato rinviato tutto a una data da destinarsi per un paio di fattori principali. Il primo è che l'azienda, in maniera molto, diciamo, sincera, ci ha detto che il progetto della prima batteria è un progetto sbagliato. Perfetto, è chiaro. Aspetta che non sento più bene come prima. Nino Montelli, tu ce l'avevi detto Adesso però noi non sentiamo più te. Eccoci qua. Eccoci, avevo tolto le cuffiette per una prova. Sì. Allora, qui si fa tutto in diretta, caro Nino, siamo artigiani. E allora, ce l'avevi detto proprio tu, no? Due settimane fa, Stellantis ha siglato un accordo con il gruppo CATL cinese per la Gigafactory, però non in Italia, di batterie in Spagna. Un investimento che arriva fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture, non in Italia, in Spagna. E poi, lo dicevo in apertura, John Elkann è volato da Macron, a far che Nino. È questa la rivoluzione degli degli agnelli, diciamo un po' così. Agnelli? Io insisto, Nino, e persisto, Io ho i capelli bianchi e faccio sto mestiere da un po' di secoli. L'auto sarà l'acciaio come fu l'acciaio negli anni 70 e 80, oggi è lo stesso film, si riproporrà con l'auto. Negli anni 70 e 80, se ti ricordi, forse no, perché forse non eri, anzi sicuramente non eri nata, e stavano costruendo il quinto centro siderurgico a Lamezia Terme. Quell'investimento non è mai nato con uno spreco di risorse pubbliche incredibile. Ha chiuso Bagnoli, ha chiuso Cornigliano, è rimasta solo Taranto e anche quella in via di dismissione. Temo, anzi direi che ne ho purtroppo la quasi certezza, che l'auto fa la fine dell'acciaio negli anni 70. Grandi investimenti pubblici per accompagnare, come dire, l'eutanasia o comunque il forte ridimensionamento di questo settore, e non c'è alternativa. C'è Buddy, il mitico Buddy, sa che ieri tutte le borse le borse tedesche, non solo, sono andate giù perché Porsche Holding ha svalutato, quindi ha dimezzato il valore patrimoniale nel suo bilancio delle azioni Volkswagen e Porsche industriale. Quindi non se ne esce, come allora fu un problema europeo e venne affrontato, quello dell'acciaio intendo, e venne affrontato a livello europeo chiudendo impianti in tutta Europa. Purtroppo temo che ci sarà lo stesso film anche, e non è
non E è quindi, soltanto un problema di transizione ecco, energetica. lo hai detto, non è un problema solo di transizione, grande Nino. La domanda di auto è in caduta. In caduta L'auto libera. non è più un must, imprescindibile come era quando io avevo 18 anni, che la prima cosa che feci fu chiedere a mio padre di comprarmi la 500, che poi condividevo con mio fratello. E adesso l'auto non gliene importa poco ai ragazzi, e oltretutto con queste nuove norme del codice della strada, che praticamente se tu bevi mezza birra sei già ubriaco. L'auto è purtroppo un'attività in decrescita, infelice ma sicura. Purtroppo non c'è, per cui poi, come ho già detto altre volte, toccherà ai sindacati, ai governi, alla Commissione europea trovare un modo, che poi è uno solo, di accompagnare questo sistema verso un progressivo ma lento ridimensionamento. Allora, Cioè, in Nino Italia Sinceri, saranno 1/2 stabilimenti, penso Melfi, Pomigliano e non tanto di più. Credo che sarà già un grande successo. Nino Sinceri è categorico come sempre, quando parla lui dobbiamo crederci, è in caduta libera l'auto, parla di eutanasia, Buddy, brutte notizie. La borsa che cosa ha fatto? E questa è la rivoluzione degli ex Agnelli, come li chiamo io, della ex Fiat. Beh, intanto mi hai fatto un regalo di Natale enorme, perché mi hai messo di fianco a quello che mi ha appassionato tanti anni fa ai mercati, che è Nino, che considero un maestro, che leggevo più di 30 anni fa. Vedi, Nino, non sono io, non sono io, non lo dico io, quindi... E quindi mi scuso in anticipo se mi ripeterò quello che già intelligentemente ha detto. Però io volevo leggerti due cose che ho ricavato guardando nell'archivio. Dichiarazioni di Tavares, te le leggo brevemente perché so che c'è poco tempo. Stellantis farà la trasmissione elettrificata a Mirafiori. Mirafiori sarà molto profittevole per questo business. Tavares lo diceva, trionfi di gloria, grandi investimenti in Italia, il 20 settembre del 2022. Poi diceva azienda, importanti investimenti a Torino e in Italia, e elencava tutte le iniziative in programma che aveva la Stellantis da fare nel nostro paese. Lo diceva il 10 luglio del 2023. Poi diceva anche che non è nel nostro DNA investire in business non profittevoli, era il 23 novembre del 23, però la cosa eccezionale è quella che ha detto il 20 settembre del 2022. Per Maserati, futuro straordinario come brand di lusso. E poi sappiamo com'è andata. Ora però io non voglio buttare la croce addosso a Tavares, perché Tavares era l'AD. Se l'è presa tutta la croce, noi gliel'abbiamo data tutta. Lo capisco, ma io non voglio buttare il bersaglio tutto su di lui, perché lui era l'AD di un'azienda privata e quindi l'azienda deve avere delle responsabilità. L'AD non funziona, lo licenziamo, che poi gli dia una buona uscita, tanto, poco, moralmente la possiamo condannare, però è sempre l'azienda che tira fuori i soldi. Il problema è quando l'azienda invece è profittevole e i suoi soldi li usa, invece di investire nell'azienda, li usa in un altro modo. Questa cosa sicuramente l'avete già detta, però io batto sempre sul tasto che è un percorso lungo questo, nel senso che è iniziato con Marchionne. Quando erroneamente dai media è stato detto che la Fiat comprava Chrysler, che dal mio punto di vista invece era il contrario, era già iniziato un lungo percorso di addio all'Italia. Ci dobbiamo internazionalizzare perché, come ha detto bene Nino, il business dell'auto non ha un grandissimo futuro, proprio perché l'idea è quella di andare o a ridurre auto, mettiamo continuamente degli ostacoli sull'auto, oppure orientamento dei giovani che non è più quello principale di comprarsi l'automobile. Quando un'azienda però sposta la sede legale, la sede operativa, la sede fiscale, li sposta tutti fuori dall'Italia,
e dei dubbi devono venire su qual è la mission del gruppo. E quando il capo dell'azienda vola in Francia? Ovviamente Elkann, che è stato messo in un ruolo di presidente e non di amministratore delegato, non un ruolo operativo, ma un ruolo di rappresentanza, si capisce già il fatto che l'intelligenza, la vogliamo chiamare furbizia, arguzia, di Elkann è quello di piano piano scivolare via, deresponsabilizzarsi, però sempre incassando i profitti, e questi profitti non utilizzandoli per investire nell'azienda, perché a parole io ci credo nell'azienda, voglio sviluppare, sono un italiano, credo nel mio paese, no, diversificandoli in altri settori. Dico l'ultima cosa e poi chiudo, siamo in una trasformazione, sebbene non in un business che ha un grandissimo futuro, ma siamo in una grandissima trasformazione tecnologica. Cosa fanno le aziende della Silicon Valley che sono all'interno di una grande trasformazione tecnologica? Aziende della Silicon Valley per cui io non ho simpatia, però cosa fanno? Non distribuiscono dividendi, fanno sì i buyback per sostenere i titoli, ma non distribuiscono i dividendi agli azionisti. Loro reinvestono i profitti in nuove tecnologie, perché vogliono essere sempre al top. Cosa ha fatto invece la Stellantis? I profitti li ha messi in tasca. E questa è la cosa da condannare dal mio punto di vista. Ecco, Zampino, sindacato, allora, i profitti li ha messi in tasca, dice Buddy Fox, no? Qualcosa di più profittevole per l'azienda non c'è stato. E non sarebbe stato meglio investire su costi di produzione, più sui lavoratori? Che ne pensa? Ma io posso parlare per quella che è la realtà del mio di stabilimento. Esatto, per quella realtà, che è una realtà importantissima. Allora, noi abbiamo una produzione che per il 2024 e 2025 ha una prospettiva molto interessante, in quanto sono motori destinati al mercato nordamericano. In più avremo un motore nuovo 1200 ibrido, quindi non elettrico, ma che verrà montato sulla nuova 500. Abbiamo problematiche legate soltanto alla dismissione del cambio che abbiamo avuto quest'anno e di un motore 1400 che è ritenuto obsoleto per il mercato europeo ed era destinato sostanzialmente in Nord Africa e in Turchia. Quindi diciamo che noi un piccolo spiraglio in attesa che, torno a ripetere, la Gigafactory possa venire alla luce, diciamo che un piccolo spiraglio a breve tempo, pure per dare un po' di coraggio ai nostri colleghi dello stabilimento, ce l'abbiamo. Ovviamente non basta, chiediamo all'azienda di potenziare fino a che si faranno i motori ibridi la nostra produzione per tamponare le problematiche legate all'occupazione. Questo è il succo. Piccoli spiragli, caro Nino, per non depotenziare del tutto. Qui si va avanti a piccoli spiragli, mentre tu dici la tua, io voglio monitorare un po' le agenzie per vedere se esce qualche notizia dal Mimit, ma ancora presto. C'è stato anche un fortissimo, acutissimo di Montezemolo che ha detto: crisi in Italia è tutta responsabilità di Stellantis. L'Italia ha dato molto a Stellantis, meno di quanto abbia dato l'azienda. Montezemolo, non un passante, Nino. Sì, Montezemolo ha avuto dopo, diciamo che l'uscita dal gruppo, prima dalla presidenza Fiat e poi dalla Ferrari, non è stato del tutto indolore, quindi posso pure capire che lui abbia delle ragioni di risentimento. Tra l'altro c'ha sempre il grandissimo merito che l'ultima stagione di grandi successi agonistici della Ferrari coincidono con la sua presidenza, e quindi questo Ecco, mentre parli, Nino, vediamo un po', da Sole 24 Ore battono le notizie, qui le agenzie, e poi Stellantis, tavolo al Mimit con il governo, ha imparato tutti gli stabilimenti italiani resteranno attivi. E questa, diciamo, è la buona notizia. Questo l'aveva già detto. C'è qualche novità per Pomigliano. A Pomigliano nel 2028 ci sarà la piattaforma Stella Small. Che ne pensi? Sì, ma per carità, dico, gli annunci vanno bene, poi bisogna andare a fare i conti con il mercato, e il mercato ci dice questa roba qui. Fra l'altro le auto hanno costi sempre più alti perché hanno anche una dotazione
tecnologica elevatissima. Oggi, appunto, io non ho auto, cammino col car sharing. Oggi ho affittato una 500 elettrica e commentavo con il mio amico che era accanto a me che ormai è come guidare quando eravamo piccoli gli autoscontri, cioè praticamente devi solo accelerare e frenare, e neanche non c'è nemmeno bisogno, perché appena la macchina vede avvicinarsi un ostacolo frena praticamente da sola, cioè si va sempre di più verso un sistema di guida autonoma, per cui lì veramente devi soltanto accelerare e frenare, ma appunto frenare poco, perché poi se lo vede anche da sola. E quindi è chiaro che le macchine, le automobili costano sempre di più. E andare a spendere 30-40 mila euro per una 500, io non lo so quanta voglia ci sia ma lo vedi anche nelle pubblicità. Ormai nessuno o pochissimi danno il prezzo di listino dell'auto. Tutti ti dicono sarà tua per 70 euro al mese. Poi 70 euro al mese non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla, perché non sono mai 70 euro al mese, ovviamente. Non sono mai 70, poi 70 dipende da che anticipo dai, insomma, dipende da una serie di elementi, però anche le cose automobilistiche non danno, cioè, per dirti, cioè i prezzi sono talmente alti che anche nelle pubblicità c'è una certa non dico ritrosia, comunque è meglio. Ormai c'è una certa diffidenza, li guardiamo ormai diffidenti le pubblicità che calamitano tanto. Sarà tua 100 euro al mese, poi non sai per quanto tempo, non sai che, però questo per dirti, e torno sempre al mio discorso del calo strutturale, del calo strutturale al quale, che è inevitabile, al quale siamo destinati. Badi, abbiamo pochi minuti, 4 minuti, dalle parti di Madame Lagarde, BCE, Campominato anche lì, che cosa si dice? La Madame ha detto direzione chiara, e poi c'è anche il nostro professor Gualtieri, che salutiamo, oggi non ha potuto partecipare, e che parla di ritorno di banchieri centrali alla guida della cabina di regia, e lui diceva ci sarà Draghi, ci sarà Madame Lagarde, ci sarà anche Fabio Panetta. Che ne pensi in breve, e una tua previsione per il 2005 e il 2025? Guarda, potevamo cambiare la colonna sonora di questa puntata con il capolavoro di Califano, Tutto il resto è noia, nel senso che le riunioni della BCE ormai sono un copia e incolla, tanto che io ho lanciato la provocazione: perché non mettiamo un algoritmo al posto della Lagarde, ma non voglio dire contro la Lagarde. Un algoritmo al posto della Lagarde. Al posto dei governatori della BCE, perché dicono sempre le stesse cose, che sono 3. Continueremo a dipendere dai dati e l'intelligenza artificiale dipende da quello. A decidere di riunione in riunione e non avere un percorso predefinito. Allora la creatività, l'intelligenza, la fantasia di un essere umano, che dovrebbe essere il banchiere centrale, il faro della guida degli investitori, di chi vuole fare un mutuo, dei cittadini, della politica, diventa invece una cosa automatica che dipende solo da delle cifre che escono, senza dare più quella che in gergo tecnico si chiamava la forward guidance, cioè dare un'indicazione sul futuro. Ora, dal mio punto di vista, ho sbagliato la previsione quest'anno. Hai sbagliato, è strano, tu non sbagli mai, Badi. Magari. Anche tu. mi aspettavo un taglio e invece sono arrivati addirittura 4 tagli, ma io voglio rilanciare per il prossimo anno. Eri ottimista. Rilancio per il prossimo anno, forse ancora più pessimista, perché dal mio punto di vista stanno totalmente sbagliando, perché stanno per la prima volta, poi Nino magari, che ne ha viste un po' più di me, glielo chiediamo subito, mi correggerà, è la prima volta che vedo con un'inflazione superiore al 2%, con un'economia che, statistiche, non parlo di economia reale che è un'altra cosa, ma statistiche, non è in recessione. Noi stiamo andando a tagliare tassi che storicamente non sono bassi, storicamente, e quindi stiamo alimentando, soprattutto in America, facendo salire le borse, alimentando i consumi, stiamo alimentando di nuovo l'inflazione, e dopo si rischia che la cura
sarà peggiore della malattia. Per quanto riguarda il prossimo anno, io ti dico che, rimanendo sempre su questo tema, c'è uno scollamento totale tra economia reale, che è il piatto principale. Il piatto della nostra trasmissione, la pop Esatto, economia. con la finanza, nel senso che la finanza, usando una metafora, una volta, ma ti parlo di 20-30 anni fa, non di tantissimo, l'economia era la carne, cioè il piatto che dava sostanza, e la finanza era le spezie e il sale. Oggi siamo al contrario quasi, nel senso che il piatto di carne, l'economia reale è piccolissima, le spezie e il sale sono tantissime nel piatto di un investitore. E tanto sale fa salire la pressione, quindi vuol dire che se la finanza a un certo punto gira, va a pagare anche l'economia. E ci aggiungo il fatto del Bitcoin. Adesso velocissimo Bandi, velocissimo, come sarò sai fare velocissimo. Tu. Vai. Il Bitcoin sta convertendo tutti, nemmeno Don Rodrigo aveva avuto questa conversione come quella che stanno avendo gli economisti e gli investitori sul Bitcoin. Adesso tutti lo pompano. Il Bitcoin però sta entrando anche nella finanza principale, nel senso che un'azienda come MicroStrategy, che faceva come business principale il cloud, i software, adesso sta spendendo tutti i suoi utili, non intascandoli mettendoli in tasca come Elkan, ma per comprare Bitcoin, che forse è ancora peggio. E MicroStrategy dal prossimo anno entrerà nel Nasdaq 100. Quindi tutti quelli che investiranno in Nasdaq e in ETF avranno quello che si può considerare un boost, cioè una cosa che spinge all'interno dei propri portafogli. Però se il Bitcoin va giù, possono essere dolori anche per il Nasdaq e a cascata per l'economia. Quindi attenzione. Attenzione, allacciate le cinture. Nino, voglio che chiuda tu e poi un'ultima battuta finale. Abbiamo un minuto, tanto sale, tante spezie, così? 30 secondi, rispondo a Buddy. La differenza è semplicemente che oggi abbiamo debiti pubblici che sono spaventosi, quindi nel sistema abbiamo liquidità spaventosa e quindi quindi questo è il dato differente, per cui tu dicevi la carne e le spezie. No, con tutta questa liquidità che c'è nel sistema provocata dall'ampliamento a dismisura dei debiti pubblici, questo fa la prima differenza. Seconda differenza, che poi è la ragione dello sganciamento, è quello che dicevi tu, poi si rialimenta l'inflazione. I governi, tutti i governi, tutto il mondo ha bisogno di tenere bassi i tassi di interesse, perché altrimenti il servizio del debito esplode e fa esplodere le finanze pubbliche di tutto il mondo. Quindi la spiegazione di quello che tu hai giustamente detto è semplice: l'esplosione a livello mondiale del debito, che in qualche maniera va tenuto sotto controllo, ma non va nessuno lo tiene sotto controllo, nessuno, tagliando le spese, perché questo non è politicamente possibile, lo contengono tenendo bassi i tassi di interesse, poi l'inflazione parte, poi quando partirà ce ne occuperemo. Dino, dobbiamo chiudere. Mi sta tampinando Lorenzo, ma tu sei stato chiarissimo. Zampino, una speranza da lavoratore e una previsione, un frammento, una previsione da sindacalista, velocissimo. La previsione da sindacalista è che purtroppo dobbiamo andare avanti step by step, quindi a breve periodo abbiamo agibilità lavorativa e per ora ci accontentiamo di questo, ma vigileremo con attenzione sul futuro e sulle nuove prospettive. Un saluto e un ringraziamento a tutti per averci dato voce, grazie mille. Sempre ve la daremo. Grazie Nino Sunseri, intanto buon Natale, buon inizio del nuovo anno. Grazie, tanti auguri. E arrivederci a presto. Grazie Adolfo Zampino, ci vediamo presto. Buddy, rimani altri 5 minuti tu in video, ok? Grazie a tutti, a tra poco. Ehi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismuca a tutti! Grazie! È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. Dovremmo avere il professor Davide Tabarelli in linea, ce l'abbiamo Lorenzo? Sì, buongiorno. Buon pomeriggio Presidente Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia e ben ritrovato. Buongiorno, E grazie allora, dell'invito. con noi anche in video, lei in voce c'è Buddy Fox, giornalista economico, esperto di borsa e mercati, ha una rubrica veramente molto bella sul Libero Quotidiano. E allora, professor Tabarelli, mentre le parlo in questo momento sto vedendo un'ANSA che dice così: addio senza scosse per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Però c'è molto allarme per l'aumento del gas, neanche a dirlo, per l'anno che verrà. Secondo Bloomberg Intelligence, c'è un report, i costi potrebbero superare i 50 euro al megawattora nel primo trimestre 2025. Prima notizia che tutti ci interessa. Cosa dobbiamo aspettarci, professor Tabarelli? Ma direi che, allora, se vogliamo evidenziare un bicchiere mezzo vuoto, sì, qualche problema potremmo averlo perché si annuncia un inverno più rigido degli ultimi 2 o 3 inverni, perciò un inverno normale, perché gli ultimi sono stati degli inverni molto miti. Tuttavia, se vogliamo goderci un po' il bicchiere mezzo pieno, occorre sottolineare che questi valori sono molto molto più bassi di quelli di 2 anni fa, quando c'era ancora la crisi, gli effetti della crisi della guerra della Russia in Ucraina, quando i prezzi, lei ha parlato di 50 euro, eravamo stati in media nel 2022, abbiamo avuto 130 con punte di 330, pertanto tutto sommato la situazione è relativamente normale, però va sempre ricordare che prima della crisi, prima della pandemia, i valori medi erano di 20, adesso oggi siamo 42 intanto, 50 secondo me è improbabile per il momento, però comunque sono sempre valori molto alti ed è ingiusto che rimangano così alti, pertanto dobbiamo sempre chiederci come farli scendere questi prezzi. Quindi un'epoca amara ci aspetta, per una stagione amara per le bollette? Ma, non è una passeggiata, ecco, proprio amara no, però non aspettiamoci un forte calo, rimarranno un po', ci sarà qualche aggiustamento verso l'alto a partire già dal prossimo mese per le bollette gas di dicembre, soprattutto dal 1 gennaio ci sarà un aumento delle bollette elettriche, anche se questo, ripeto, un po' niente rispetto a quello di 2 anni fa, comunque ci sarà un 3-4% che non aiuta il tasso di inflazione, perché ricordo che il gas in Italia serve tantissimo per fare l'elettricità. Pertanto se va sul prezzo dell'elettricità va su anche quello, se va sul prezzo del gas va su anche quello dell'elettricità. In questo momento al Mimit c'è un tavolo molto importante, un tavolo cruciale per la vicenda Stellantis che qui a Radio Libertà in questa trasmissione stiamo seguendo passo passo. Poco fa è stato qui come ho intervistato un responsabile del sindacato in diretta da Termoli, un sindacalista dell'UGL,
E ne parlavamo anche con lei l'ultima volta che ci siamo sentiti. A Termoli c'è la Gigafactory, ferma lì, bella che pronta, ma mai partita. Intanto John Elkann, il presidente di Stellantis, vola in Francia e investe 4,1 miliardi di euro per un'altra Gigafactory che non è a Termoli ma in Spagna. Professore, lei ritiene corretta questa decisione, questa mossa dell'azienda? Come la vede? La vedo grigia, ecco, indicando sugli specchi in Europa. Ovviamente l'auto elettrica è stata una mezza follia, ma una follia motivata dal fatto che c'era già una crisi in corso, che si è cercato di rivitalizzare un'industria che ha delle grosse difficoltà in Europa perché non se ne vendono più, perché la macchina è osteggiata, perché i giovani preferiscono altri mezzi, perché non c'è reddito, questo soprattutto in Italia, cioè non ci sono soldi. Poi dopo c'è stata questa rivoluzione dell'elettrico per motivi encomiabili che però sono un po' fuori dalla realtà, perché noi siamo gli unici al mondo che facciamo queste rivoluzioni che, appunto, come tutte le rivoluzioni, rischiano spesso di finire a fare del male e a molta gente. Questa è la nostra situazione. Adesso stiamo cercando di metterci una pezza qua e là. Sì, la decisione di andare in Francia piuttosto che in Italia, insomma, sono delle iniziative condivisibili, ma la sostanza è che dobbiamo fare molto di più per rivitalizzare l'auto europea, cosa che la vedo difficilissima, perché competere con gli stranieri con dei costi come abbiamo noi in Europa è sostanzialmente impossibile. Ecco, c'è Buddy Fox che vuole sicuramente rivolgerle un'ultima domanda. Prego, Buddy. Visto che considero il dottor Tabarelli uno dei maggiori esperti, spero di fare una domanda all'altezza del personaggio. Ho letto il programma del nuovo segretario del Tesoro, del futuro segretario del Tesoro della presidenza Trump, Scott Bessent, che si può riassumere in 3 cifre, che è un 333. Lui vorrebbe far aumentare il PIL americano del 3% all'anno, ridurre il deficit federale al 3% e vorrebbe aumentare la produzione di petrolio degli Stati Uniti di 3 milioni di barili al giorno. Ora, con quest'idea, per così dire, isolazionista di Trump, nel caso ci riuscisse, cosa comporterà sul mercato petrolifero questa idea di Bessent? Ma io le parlo dell'ultimo, cioè dei 3 milioni per sì, il giorno in del più, petrolio. Sono meno esperto. 3 milioni per il giorno, guardi, sembra una cosa anche questa molto molto ambiziosa, però in questo momento ogni anno ci siamo stupiti noi, seguiamo il mercato petrolifero, siamo stupiti dalla continua crescita, adesso sono 14 milioni. Io ricordo che 15 anni fa, quando c'era ancora Bush figlio, prima di Obama, eravamo arrivati dei minimi, prima che partisse questa rivoluzione della tecnica della fratturazione idraulica, eravamo arrivati a quasi 6, 5,5 milioni di barili al giorno e adesso sono 14. Ecco, questo 3 milioni possibile, mi sembra difficile, però non sarei così stupito se ci riuscissero. Poi ovviamente loro stanno a questa nuova amministrazione dove molto supporto. La cosa importante è cosa cambierà? Cambia tantissimo, perché guardi, oggi il prezzo del petrolio è ancora in calo. Abbiamo la prezzo della benzina che è sotto 1,7, sotto 1,6 il gasolio, cioè sono dei minimi questi da 2 anni, e questo è grazie agli americani, a queste cose, perciò questo 3 ha una grande importanza per noi, perché se il prezzo del petrolio a livello internazionale è così debole, con prezzi della benzina che scendono, è grazie agli Stati Uniti. Ci sono anche altre ragioni, c'è la Cina, c'è l'OPEC, ci sono altre produzioni, c'è l'auto elettrica anche un po'. Ecco, però la ragione fondamentale sono gli Stati Uniti, perché loro, prima che diventassero esportatori, che esportano tantissimo, sono anche il primo consumatore mondiale, prima importavano tanto, perciò adesso tutto il greggio che non prendono dall'Africa, che non prendono dal Medio Oriente, rimane lì a disposizione degli altri, per cui anche noi europei. E legato al petrolio c'è da dire che col più 3 si porta dietro sempre più molto gas, che anche questo viene poi esportato verso l'Europa per contenere quello di cui parlavamo prima, quei 50 euro che adesso sono 41, che speriamo che scendano, ecco, perché da loro ricordo che grazie a questo più 3, questi trivellatori, grazie al fracking,
Loro hanno il prezzo del gas stamattina a 9 euro per megawattora, noi 41 e parliamo di 50. Ed è questa una situazione che va avanti da 3 anni. Questo è veramente una cosa molto triste e direi che è uno scandalo economico, ecco, se non altro per l'Europa, per l'energia dell'Europa. Babbi? Sì, questa era la domanda che gli volevo fare. Ed è stata chiarissima la risposta. Sì, Allora, speriamo che riesca in questo caso l'idea di Bessent. professor Tabarelli, allora siamo in chiusura, io devo salutarla, le auguro un Natale, auguro a tutti un Natale ricco di energia e la rintervisterò presto per il nuovo anno. Grazie anche a voi e in bocca al lupo con la vostra radio. Grazie Presidente, a presto. E allora Baddi, rimani un altro po', intanto noi stiamo contattando il Presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, che per il momento non è disponibile perché volevo vedere come va l'andamento del carrello della spesa. Ho deciso di chiudere questa trasmissione con gli amici di questa trasmissione, ormai diciamo così storici, un po' alle pietre, no? Miliari di questa trasmissione. E soddisfatto della risposta del professor Tabarelli? Sì, volevo, se mi permetti, volevo fare un collegamento sia a quello che ha detto il dottor Tabarelli, sia a quello che abbiamo detto prima sui mercati, cioè questo eccesso di finanza nell'economia. Il dottor Tabarelli ha ricordato la grande rivoluzione del fracking, cioè che ha permesso agli Stati Uniti di diventare energicamente autosufficienti. Questa rivoluzione è nata da un prezzo del petrolio che nel 2008 era arrivato a $150 al barile e con il rischio dell'inflazione che potesse esplodere. È nata questa cosa qui che ha permesso a persone che magari non avevano un lavoro ma che avevano un terreno su cui scavare, o che avevano avuto questa idea o che avevano queste tecnologie, di avere una nuova attività e allo stesso tempo, in questo caso, di aiutare gli Stati Uniti. Oggi con il Bitcoin che è salito a $100.000. E ci ricolleghiamo a quello che dicevi prima, ok? Sì, un Bitcoin sono più di $100.000 perché ricordiamo che il Bitcoin non è una cosa a sé stante, ma è sempre paragonata agganciata a una valuta reale, che in questo caso è il dollaro. Ci sono aziende che non solo fanno il mining, che semplicemente detto è produzione di Bitcoin, che viene fatta, non voglio scendere in cose tecniche che magari la gente si annoia e non capisce, cioè attraverso degli elaboratori fanno dei calcoli e producono un Bitcoin, però questi elaboratori consumano energia. Quindi se il Bitcoin vale tantissimo, chi vuole produrre, fare mining Bitcoin sicuramente ha un guadagno, perché spende tot in energia e con un Bitcoin a $110.000 guadagna. Però se il Bitcoin dovesse scendere, il vantaggio diminuisce. E allora queste persone, queste società, cosa hanno deciso di fare? Invece che produrre i Bitcoin, comprano direttamente i Bitcoin e vanno sulla speculazione. Quindi già l'attività di mining non è un'attività di economia reale, ma il solo fatto di dire faccio il trading cosiddetto, faccio la speculazione e non faccio nemmeno più la produzione, ti fa capire quanta finanza, sempre più finanza c'è all'interno dell'economia. Eccoci, adesso non so che succede, c'è una specie di vento che fa rumore. Che cos'è questo vento che fa rumore? Non lo so. Ecco, abbiamo anche il presidente, Baddi, rimani con noi, il presidente Di Ascenzo del Codacons, Gianluca Di Ascenzo. Come sta, Presidente? Tutto bene, È grazie. lei che fa rumore, io lo so, è lei che con il Codacons, con il carrello della spesa fa rumore, un carrello della spesa che piange, perché l'inflazione è sempre il nostro spettro. Lo dicevo prima, l'inflazione al più, correggimi se sbaglio, Bandi, 1,3%, il carrello della spesa titola così Panorama, i beni energetici spingono i prezzi. Dove li spingono questi prezzi? Che Natale è? Bella domanda, Alessandra, perché purtroppo, come dicevi giustamente tu, l'inflazione sta ricominciando ad alzare la testa e abbiamo registrato un aumento probabilmente nella misura pari al doppio dell'inflazione per quanto riguarda i beni alimentari, che significa, abbiamo calcolato, da un aumento di circa 256 euro a famiglia su base annua per quanto riguarda i beni alimentari e le bevande non alcoliche, insomma, quindi questo sicuramente non fa piacere
Sicuramente l'inflazione è spinta anche vuoi dagli effetti positivi del Black Friday, vuoi dalla propensione al consumo che durante il periodo natalizio, insomma, siamo tutti quanti più disposti a fare spesa, però il problema è che già l'anno scorso avevamo denunciato, abbiamo speso di più, ma nel carrello c'erano meno prodotti, per cui probabilmente, ovviamente noi italiani non rinunciamo mai a festeggiare il Natale, insomma. Il tema è cosa metteremo in quel Quindi carrello. mi stai dicendo ci saranno più risparmi che consumi quest'anno? Siamo sicuri di questo? No, nel senso che cerchiamo comunque la coperta è corta, per cui dicembre sappiamo non è un buon mese, insomma, per quanto riguarda tasse e quant'altro, per cui si cercherà comunque di rispettare la tradizione, magari ritrovando un po' quelle che erano le ricette dei nostri nonni, insomma, in cucina per risparmiare, cerchiamo noi, diciamo sempre, cerchiamo di aiutare il territorio, insomma, la filiera corta e quindi magari di risparmiare qualche euro ove è possibile, andando a tagliare laddove non è possibile con una grande distribuzione riuscire ad utilizzare, a sfruttare le offerte, perché poi molti stanno facendo oggi ci sono anche i volantini digitali, per cui sugli smartphone vediamo quali sono le offerte e ci muoviamo per cercare di comunque di garantire, insomma, il piacere del palato. Per non parlare delle tariffe aeree, no? Delle tariffe dei voli che sono impicchiate, uno scandalo, è un problema questo? Che tipo di problema è? Un problema politico? Ma allora, sicuramente secondo noi c'è una speculazione, poi abbiamo provato negli anni anche a chiedere l'intervento delle autorità, non ci siamo riusciti a dimostrarlo, però il paradosso è che sembra molto più semplice andare all'estero e tornare in Italia piuttosto che prendere un volo diretto a Milano per tornare dai parenti, insomma, nel sud Italia. Insomma, le tariffe sono aumentate a tutti i livelli, insomma, abbiamo sentito molti consumatori, anche i ragazzi che studiano fuori sede hanno difficoltà, devono cercare di sfruttare con i consigli che trovano in rete qual è il momento migliore per trovare l'offerta più economica, se è il martedì notte, la VPN per navigare in modo anonimo sulla rete e non essere profilati, insomma. E allora, Babi, secondo te Madame Lagarde ci va a fare la spesa? Ti rendi conto di quanto stanno lievitando i prezzi e i costi? Sembra una domanda banale, ma non credo che lo sia, perché un banchiere centrale deve sempre comunque stare a vedere anche come va l'economia reale, altrimenti il banchiere centrale che fa? Fa un passo indietro, sta sulla sua bella sedia, che ne dici? Sai, sarebbe da farle la domanda, quella famosa, secondo lei quanto costa un litro di latte o quanto costa un chilo di pane? Sarebbe divertente sapere la risposta. Però, lo saprà, secondo te, lo saprà? Ho dei dubbi, no. Però non vorrei farmela Draghi lo totalmente... sa quanto costa un litro di latte e un po' di pane? Ma Draghi sicuramente lo sa, perché è molto sicuramente più... lo sa, perché lui vuole essere più competitivo, no? Con questo rapporto sulla competitività. Sì. E Fabio Panetta lo sa? Panetta sicuramente lo sa, Tanto per perché... citare i tre moschettieri, quelli che secondo il professor Gualtieri sarebbero alla guida della regia UE, alla cabina di comando, i tre registi, occulti neanche tanto. Ma sì, ma perché Panetta anche dalle ultime dichiarazioni si vede che un attimo sa essere sia equilibrato sia fuori dagli schemi, quindi sa benissimo qual è il polso della situazione. Vorrei dire una cosa sui salari, nel senso che mi hai chiesto della Lagarde, e la Lagarde spesso ha velatamente, non direttamente, ma velatamente criticato questo aumento dei salari che farebbe aumentare l'inflazione e quindi le impedirebbe di abbassare i tassi. Io direi che invece sarebbe il caso di aumentare il potere d'acquisto, soprattutto della maggior parte degli italiani, che sono sia la classe più povera sia quello che era il ceto medio, che si sta sempre più restringendo. E giustamente Nino diceva che il problema era il debito, ma il debito lo si potrebbe abbassare non tassando chi già paga le tasse, ma le grandi aziende che fanno enormi profitti e che di tasse rispetto a un cittadino medio ne pagano ben poche. Quindi si potrebbe riequilibrare tutto. Con un maggiore potere d'acquisto la gente sarebbe più disponibile poi a consumare anche, lo farebbe con maggiore leggerezza anche. Si potrebbe, ma non si e con fa. soddisfazione. Ecco, e allora noi per vedere se si fa dobbiamo riaggiornarci dopo la Befana per vedere quanta cenere e quanto carbone di debito ancora stiamo accumulando.
Allora, Bad, io ti auguro un serenissimo Natale, una bellissima fine d'anno e ci vediamo presto con il tuo prezioso contributo. Grazie. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie. Arrivederci. Presidente Di Ascenzo, una previsione sul carrello della spesa e poi ci salutiamo. Purtroppo oggi puntata fitta, tanto spazio ma suddiviso per ciascuno di voi perché ci tenevo a un vostro contributo, un po' di tutti. Sì, no, grazie comunque per questo piccolo spazio. Come dicevi tu, purtroppo la previsione adesso è negativa perché abbiamo calcolato, si calcola che gli aumenti del costo dell'energia sono pari al 30% e quindi sicuramente questo nel periodo invernale incide sul prezzo finale che paga il consumatore quando, lo sappiamo, per l'energia per scaldare le serre e via dicendo, insomma la filiera è lunga. Però nonostante questo, insomma, siamo fiduciosi di riuscire a portare a casa queste festività con i nostri parenti, con i nostri cari, magari con qualche difficoltà in più, però vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, i dati sul Black Friday e il fatto che un italiano su 2 abbia acquistato un regalo di Natale in quel periodo ci vuole dare un segno di positività e di ripresa. Speriamo che sia così e non solamente un fuoco di paglia. Bene, grazie Presidente Di Ascenzo, buon Natale, a presto. Buon Natale a tutti. Buon Natale, a presto. E allora chiudiamo in bellezza, in arte e questa volta ritroviamo Nicoletta Orlandi Posti, giornalista di Libero che vedo si collega da Libero. Ben ritrovata Nicoletta. Buonasera a tutte e a tutti e grazie Alessandra per questo invito che mi scalda il cuore in questo freddo milanese. Benissimo, allora che tempo fa a Milano? Roma, una bellissima giornata oggi. Anche qui. Anche qui. E allora tu oggi qui sei in veste di scrittrice, perché hai scritto un libro che è andato alle stampe da poco, è disponibile se volete su Amazon, io ho cominciato a leggerlo, non ho ancora finito, ma è davvero molto intrigante, è un libro un po' diverso, che sta nelle tue corde per quello che ti conosco, ma assai diverso dalla Nicoletta che noi abbiamo imparato a vedere e a conoscere. E questo libro, adesso forse Lorenzo ce lo manderà anche in video se possibile, la cover si chiama Ragazze di Bottiga. Ragazze di Bottiga. È un libro giallo, vero che è un libro giallo, quindi si tinge di giallo. È una Milano, no? Non è così? Ho sbagliato qualcosa? No, stai perché mi dici tutte cose, stai dicendo tutte cose meravigliose, ma mi stai facendo un dono meraviglioso. Io ero la verità, hai scritto un libro, sto dicendo semplicemente che hai scritto un libro. Va bene, ma per così poco, sto semplicemente dicendo che tu hai scritto un libro, un romanzo giallo che si ambienta in una Milano inedita, che io conosco poco questa parte di Milano, dove tu mi racconti che c'è in questa parte di Milano poco conosciuta un senso ancora di comunità, cioè spiegaci qualcosa, anticipaci qualcosa, ma poco. Una cosa completamente inventata, ambientata però in un posto che realmente esiste, che è il quartiere greco di Milano, dove realmente c'è una birreria, dove realmente ci sono delle ragazze che sono raccontate nel nome, con il proprio nome. L'unica cosa che non è vera, che è completamente inventata, è il giallo e dunque il cadavere di un morto che è stato trovato sul naviglio della Martesana. Vi invito a scoprire chi è, ma anche a scoprire questo quartiere che mi sta entrando nel cuore, perché è una comunità che mi fa sentire a casa come quando era a Garbatella. E niente, questo è il libro. Ma io vi avevo portato un regalo. Però ci hai portato un regalo, sì, perché è Natale e vogliamo chiudere in modo originale, anche un po' anticonvenzionale, come soltanto un grandissimo sa fare. Questo grandissimo si chiama Bansky, che è riapparso con un dipinto, non so come definirlo, un'immagine, un graffito che è una Madonna ferita, tanto per ricordarci, io l'ho visto su internet, che cosa sta succedendo nel mondo. Israele ferita, la tragedia di Gaza, l'Ucraina, tutto ciò che forse dimentichiamo noi ogni tanto. Eccolo qui, tu l'hai scritto anche per Libero Quotidiano, un articolo, sul Libero Quotidiano, e la madre ferita, buon Natale sotto le bombe. Velocissima, stiamo chiudendo, a pochi minuti facciamolo fare bene. È un'immagine potente, fortissima, che ci pone di fronte a delle riflessioni. Con cosa sta allattando quella Madonna, il suo bambino Gesù? Da quello che si vede è un foro di un proiettile, il sangue è ruggine, quindi tutto il veleno possibile causato dalle guerre in questo periodo stanno allattando
i bambini, le nuove generazioni. Quindi Baschi ci invita a fermarci un attimo nella frenesia del prenatale e niente, la parola di pace che spero faccia il giro del mondo e scaldi qualche cuore. Un pugno nello stomaco questo murales, un pugno nello stomaco. E allora chiudiamo, siamo davvero al limite oggi. Io ci tengo ad augurare a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà e di Pop Economia Rumore un sereno Natale, un felice inizio di anno e perché no un felice anno nuovo. Speriamo che sia davvero l'anno all'insegna del lavoro per tutti. Abbiamo visto che cosa sta succedendo con la vicenda Stellantis, che ci sia un vero respiro reale per le partite IVA, che ci sia un aumento della produzione industriale e che sia un anno all'insegna della competitività della nostra bellissima Italia, ce lo meritiamo. Abbraccio tutte e tutte, ci vediamo dopo la Befana. Ciao, buon Natale! Ciao a tutti e a tutti, ciao Ale!